Venerdì 28 novembre il Visionario di Udine ospiterà la giornata dedicata alle produzioni audiovisive in lingua friulana. Il cinema friulano torna sul grande schermo grazie a Inquintrilus, prima vetrina interamente dedicata alle produzioni marilenghe. Dobbiamo cercare in qualche modo di promuovere qualunque tipo di iniziativa che permetta di far sì che le lingue minoritarie siano sempre più vive e presenti all'interno del territorio regionale. Sappiamo come la società sia cambiata, c'è stata un'evoluzione importante, c'è una grandissima movimentazione di persone e chiaramente quando le persone si muovono significa anche che in qualche modo vacilla un po' l'identità, no? Vacillano anche gli aspetti linguistici. Parlare in friulano, cercare di far conoscere la nostra lingua a chi magari viene da tradizioni, lingue diverse è fondamentale, e partendo dalle scuole per giungere poi a quelle che sono tutte le forme di comunicazione. Può essere la TV, può essere la carta stampata e possono essere naturalmente anche le produzioni audiovisive che ci porterà in un percorso lungo una giornata dove ci saranno audiovisivi di ogni tipo, quindi per i bambini, per le famiglie, per chi è appassionato di montagna, chi è appassionato di natura, chi è appassionato di storia, e quindi un grande percorso.